A parlare sono i numeri: 14 chilometri di biblioteca dove sono custoditi oltre 356.000 volumi di pregio, 18 nuove aule per gli studenti, un'aula magna da 250 posti, uno spazio per lo studio comune, postazioni informatiche e una sala conferenze. L'Università di Padova nel primo giorno dell'anno accademico 2019-2020 consegna ai suoi studenti il nuovo polo umanistico Beato Pellegrino, sorto grazie ad un ambizioso progetto di restauro dell'ex ospedale geriatrico di Padova. 13 edifici ristrutturati e 5 costruiti ex novo in pieno rispetto della sostenibilità ambientale. Le origini di questo progetto risalgono al 2004, a volerlo fortemente il rettore di allora Vincenzo Milanesi. Solo nel 2015 si riuscì ad avviare l'iter con la cerimonia simbolica della posa della pergamena. I lavori a tempo di record iniziati nel 2016 hanno permesso di chiudere i cantieri solo pochi giorni prima dell'inaugurazione. Adesso lo vediamo, bellissimo, ristrutturato in maniera splendida, come luogo di ricerca, perché ricordatevi che la biblioteca è il luogo di ricerca degli umanisti, come luogo di insegnamento con aule modernissime, come luogo di presenza in città. Il rettore ha visitato l'intera struttura già popolata di studenti che hanno iniziato i corsi, rivolgendo loro un augurio di buon lavoro. In bocca al lupo, buon lavoro, siete in un'università che vi ama. Il complesso dell'ex geriatrico nella sua lunga storia fu anche sede di un convento. Oggi eccolo accogliere matricole e studenti che in poche ore si sono impossessati di questi spazi dell'antico chiostro diventato aula studio all'aperto. Prossimi obiettivi per l'Ateneo: il recupero della caserma Piave e la casa dello studente Fusinato che ospiterà la scuola superiore galileiana. La nostra intenzione è quello di recuperare spazi identitari dell'università e della città e farli rivivere quando sono chiusi, inutilizzati, quindi senza consumare suolo, senza costruire strutture nuove, ma anzi facendo rinascere con la gioia della vita degli studenti questi posti a nuova vita.